un talk importante con relatori autorevoli. Sappiamo che l'Italia in effetti è un brand che esprime eccellenza e che è riconosciuto in tutto il mondo. Questo chiaramente vale nel design, vale nell'architettura, ma vale anche nel patrimonio immobiliare. Di questo stiamo parlando. Affrontiamo un tema importante, soprattutto per un'azienda come la vostra, per il vostro brand. Esportare l'eccellenza, il valore del brand Italia per vendere all'estero. Questo è il tema del talk che andremo ad affrontare. Lo facciamo con ospiti autorevoli, li vado subito ad introdurre e poi sentiremo il loro punto di vista, che sono veramente occasioni per voi per poter capire come dialogare meglio col mercato estero. Parto da Kathleen McMurdo. Vieni Kathleen, è Senior Director Global Service di Coldwell Banker e oggi è qui da noi e Kathleen certamente ci darà indicazioni efficaci su questo. Benvenuta, è sempre un piacere averti con noi. Prego. E poi il presidente CEO di Bertone Design Group, Aldo Cingolani. Applausi anche per Aldo. Qui parliamo di Made in Italy, di design che vince nel mondo e Aldo ci potrà rappresentare al meglio come l'Italia ha già vinto tante volte e continua a farlo oggi, malgrado le sfide siano diventate complesse per tutti. E poi il Luxury Ambassador di Coldwell Banker Italy, Alessandro Tognetti. Vieni Alessandro. Ecco Alessandro. Partecipa al talk anche il broker di Coldwell Banker Costi e Partners, Paolo Costi. Prego Paolo. E chiudiamo con il board advisor di Coldwell Banker Italy, Rino Moscariello. Ecco Rino. Bene, iniziamo subito da Kathleen, che chiaramente mi aiuteranno dalla regia a tradurre. Abbiamo subito due domande per te, Kathleen. Sappiamo che da quando sei arrivata hai lavorato molto per creare connessioni e opportunità di business tra la rete di Coldwell Banker America e quella internazionale. Ti chiediamo quali sono i suggerimenti che possiamo dare a loro per poter vendere al meglio gli immobili, in particolare negli Stati Uniti. Sì, allora, due cose fondamentali. Innanzitutto il posizionamento. E posizionamento non solamente dell'immobile, ma anche di voi stessi. Ovviamente è molto importante il marketing, è molto importante far sì che la propria proprietà arrivi alla persona giusta nel momento giusto. Affinché possa essere venduta. Quindi la prima cosa per il mercato internazionale, la cosa importante è avere le proprietà migliori, assolmente migliori. Noi stiamo vendendo tantissimo, ma anche promuovendo tantissimo le proprietà internazionali sulle nostre pagine web e anche sui social. Ma ovviamente la fotografia deve essere eccellente, i video devono essere di qualità eccellente. E i like, abbiamo aumentato i like del 50% l'anno scorso nei nostri social. Ci piace tantissimo mostrare le proprietà meravigliose dell'Italia, però ovviamente dovete usare tutte queste cose nel modo migliore. Altra cosa è dovete lavorare su voi stessi, dovete avere una buonissima posizione. So che questo richiede degli investimenti notevoli. Ovviamente venire negli Stati Uniti, partecipare ai Gem Blues, Luxury Summit, venire da noi, però ovviamente per le persone è molto importante un contatto personale, fare business con persone che conoscono direttamente. Ho un esempio, alcuni di queste persone, Paolo, Alessandro, sono esempi incredibili. Loro sono venuti da noi, hanno incontrato i nostri broker, gli agenti americani. E quindi appena arriva qualcosa, appena c'è un'opportunità, pensano subito a loro, quindi sono nei loro pensieri, sono rimasti nei loro pensieri, è molto importante. La scorsa settimana qualcuno mi ha chiamato dicendo ho una referral per l'Italia, però voglio chiamare Alessandro. Io ho detto aspetta un attimo, Alessandro non è l'unico in Italia.
it turned out it was the right market. Però comunque effettivamente era la giusta opportunità, il mercato giusto. Alessandro has built these relationships. Però proprio per and been in questo, front of grazie al these fatto che people, Alessandro ha creato away, le connessioni they're thinking giuste, about that. ha incontrato le persone giuste, pensano And subito it's a the lui. same point I'm always making in the E United la States stessa to our cosa la agents dico there. sempre ai nostri agenti americani You negli have to Stati be Uniti. constantly Dovete asking and essere speaking to your sempre clients, presenti, parlare sempre you con i never vostri know. clienti, perché non si sa mai. And the world's getting smaller and E il smaller. mondo sta diventando sempre più piccolo. And while we see the New York to Italy and Quindi Florida to New Italy, York, Italia, Florida, Italia. I did a referral with Reno last year Sono from North vicino. Carolina. La scorsa settimana ho fatto un referral So- per la Carolina del Nord con Reno. You have to always be present and Quindi position dovete yourself essere for sempre success. presenti e avere un buon posizionamento per il successo. Sempre molto interessante il pragmatismo che ci arriva dall'America, ma anche tutto l'amore e il rispetto che c'è evidentemente per il nostro paese. Arrivo a te, Aldo, ha appena detto Kathleen, il mondo diventa sempre più piccolo. Tu lo sai da quando avevi 20 anni, perché Giugiaro ti ha detto prendi le valigie e vai in giro per il mondo, non stare qui. E quindi frequenti il mondo da tanto tempo, hai esportato con successo quello che è il Made in Italy. Ti chiediamo, rispetto alla tua esperienza, qual è la strategia e quali sono le leve commerciali che hai trovato più efficaci per valorizzare e vendere l'eccellenza italiana nel mondo? Grazie per la domanda. Devo dire che nel corso della mia esperienza di questi quasi 30 anni, voglio dire che ho girato prima il Giappone, poi la Corea, poi la Cina e poi altri paesi, devo dire che la cosa che affascinava di più i nostri potenziali clienti era un po' la nostra storia. Quindi un fatto di cultura, di storia italiana, dare l'idea perché tutti sognano il lifestyle italiano. Quindi nel mondo loro si immaginano che noi viviamo come nei film anni 50, anni 60, la dolce vita. In realtà purtroppo sappiamo che non è sempre così, però noi dobbiamo lasciarglielo credere, finché ci credono, farli sognare, e questo sogno sicuramente ci aiuta a vendere il nostro brand italiano, no? Because we are Italian. E questa cosa è il vero valore che noi portiamo. Devo dire che dobbiamo cercare di tenere sempre alto il livello, e il consiglio e suggerimento che posso dare a tutti i presenti che poi si porranno su mercati esteri è proprio quello di fare un discorso culturale, quindi affrontare il business dal punto di vista culturale. Questo è un po' nel segreto, voglio dire. Questo è da scrivere, affrontare il business dal punto di vista culturale, Aldo. Sì, perché mi ricordo una delle prime volte che sono stato in Giappone, avevo l'ansia da prestazione, quindi di voler vendere a questo presidente di questa grande multinazionale giapponese, e lui mi disse: guardi, non mi parli di business, non mi deve vendere nulla oggi. Lei mi parla, andremo a giocare a golf, andremo a mangiare il sushi, shabu shabu, ma non mi parli di business. Il business verrà. Quindi questo chiaramente è un concetto giapponese molto diverso dal nostro concetto europeo e sicuramente da quello americano, in cui ci sono dei tempi, il pragmatismo di Kathleen e di tutti gli americani. Però quindi è anche molto, il modo di fare business è anche molto differente in funzione delle culture che ti trovi di fronte. Quindi non puoi usare lo stesso vocabolario, lo stesso modo, la stessa diciamo metodologia con un cliente asiatico, con uno arabo piuttosto che con uno americano. Ecco, questa cosa che ha appena detto Aldo ce la può confermare meglio Alessandro Tognetti, perché insomma è un po' il tuo mestiere in Coldwell Banker. Ti chiedo, ecco, di dirci quali sono i feedback rispetto a questo confronto, ecco, da un lato lo studio della cultura che vai ad incontrare, dall'altra però portare i segni del nostro carattere che sono molto amati nel mondo. Aldo ci ricordava il lifestyle italiano. Il brand Italia con un'accelerazione soprattutto in questi ultimi anni, devo dire 2022-2023, interessa sempre di più pubblico e acquirenti esteri. Ci sono dei numeri che sono eloquenti per affermare questo. Nell'ultimo anno, nel 2024, abbiamo avuto un aumento di acquirenti esteri del 130% in Italia. La maggior parte
sono venuti e vengono dagli Stati Uniti d'America per il 30%, il 5% Canada, il 10% Nord Europa, l'8% dall'Inghilterra e anche Emirati Arabi, perché vengono, ma già l'ha introdotto un tema, ma soggettivamente il bel paese, e questo lo sappiamo, abbiamo cultura, storia, vini, cibi e via dicendo, ma ci sono anche dei motivi oggettivi. Quali sono quelli oggettivi? Sono dei motivi che nei paesi che vi ho appena mentovato i valori immobiliari sono aumentati negli ultimi 15 anni anche del 300-400%, cosa che in Italia non è successo. L'euro contro dollaro è sceso, si è avvicinato alla parità o giù di lì, quindi ci sono le potenzialità di chi ha i dollari in mano che sono sicuramente maggiori. La direzione di New York, la Golden Bank e direzione di New York è testimone di questo, e quindi cosa sta facendo la direzione di New York congiuntamente a tutti noi? Sta spingendo i meeting che sono in parte in presenza, il GMBLE America, il Luxury Summit, ma altresì dei meeting virtuali dove si collegano migliaia di colleghi da tutto il mondo, prevalentemente dagli Stati Uniti d'America, e dove si collegano per ascoltare quelle che sono diciamo informazioni che sono per loro rilevanti, perché presumibilmente alle spalle hanno clienti che hanno bisogno un po' di portare delle risposte. Ecco, io in qualità di Golden Bank e Global Luxury Ambassador per l'Italia sono relatore in questi virtual meeting, in questi meeting sia in persona che virtuali. Catherine sovente è stata moderatrice di questi meeting, e devo dire, io rappresentando l'Italia tutta, dal nord al sud, raccontando le peculiarità, raccontando quelle che sono anche le procedure d'acquisto che in Italia sono diverse da quelle degli Stati Uniti d'America, ma devo dire che in questi ultimi anni c'è stato un aumento di frequentazione su questi meeting, c'è stata anche qualità nelle domande, anche le domande che venivano poi poste, e questo Catherine che ne rappresenta la direzione, si diceva prima, ne è testimone, quindi stanno spingendo molto in questa direzione. L'ultimo evento che abbiamo fatto con Michael Altenu, che è il nostro vicepresidente di Golden Bank Global Luxury Mondo, è stato poi eloquente. Più di 4.000 colleghi solamente dagli Stati Uniti d'America si sono collegati. Grazie a Tognetti, perfetti anche nei tempi televisivi, complimenti, siete allenatissimi. 120 secondi per la vostra risposta, 3 giri di domande per capire bene quali sono gli spunti utili affinché anche questo momento di questa convention sia pragmatico e esperienziale per voi, possiate portarvi a casa insomma dei consigli utili proprio per il lavoro. Vado da Costi, e con te andiamo ancora di più in profondità. Ti chiedo quali sono le caratteristiche del mercato immobiliare che attraggono maggiormente i clienti internazionali. Principalmente io sono un po' più romantico, nel senso che è vero che è importante che ci siano tanti numeri dietro l'immobiliare, però mi accorgo tutti i giorni che la dolce vita, come la definiscono molto gli americani, dipinge quello che è il nostro essere, la nostra cultura, il nostro modo di vivere. Faccio un esempio semplicissimo, dove io ho avuto un'esperienza con un'americana di andare a piedi nella mia città, che poi è una città abbastanza moderna, perché Olbia non è una città così storica come altre, e questa qui mi raccontava, camminando per le vie della città, che per lei era un'emozione, cioè lei viveva un'emozione perché era qualcosa di diverso. Diceva: sto dentro un film, vedo queste strade piccole, vedo la gente che gesticola, che veste in una maniera diversa, cioè era fuori dagli standard, e questo era affascinante. Cioè, io stesso, al contrario, quando sono andato in America ho visto uno standard, cioè le città sono quasi tutte molto simili, quindi c'è questa differenza culturale, a loro li attrae tantissimo dal punto di vista anche immobiliare, perché poi io vivo in una realtà che è un contesto completamente diverso, anche costruito un po'
da poco, perché è abbastanza recente la nostra storia, però con l'armonia del territorio, perché la Costa Smeralda è stata costruita dal principe Aga Khan con una logica territoriale, cioè sono andati a incastonare quella che era l'architettura locale, dando vita a un qualcosa di unico. Ecco, questo quello che mi capita, perché poi seguo anche clienti in altri posti, in altre occasioni, tutti sono collegati a questo filo, hanno questa magia nell'interno, quindi continua a essere romantico. Romanticismo, ecco, mentre voi rispondevate io dicevo tra me e me, ecco perché il presidente Gigio ha scelto Riccione come base, no? Perché insomma qui è nato Fellini, senza di lui, voglio dire, tutta questa cosa che stiamo raccontando non ci sarebbe stata, non sarebbe stata narrata come l'ha fatto lui. Dobbiamo imparare tanto dal maestro. Ne state costruendo uno in casa di Fellini nuovo, Gigio, ti chiedo, poi magari me lo dici. Certo, ce ne serve tanti di nuovi Fellini in Italia e magari alcuni sono proprio fra di voi. L'arte di saper narrare, quando Gigio dice non vendiamo case, intuiamo e poi andiamo a solidificare quel bisogno, ma bisogna saperlo raccontare. Mi pare che questo stia venendo fuori in maniera molto chiara. Allora Rino, arrivo da te perché tu hai lavorato sia in Italia che all'estero. Ecco, ti chiedo qual è il cambio di passo? Alcuni elementi ce l'ha dati già Aldo Cingolani, che insomma da sempre gira per il mondo, altri che tu hai intercettato, e qual è il cambio che devono attuare nel momento in cui si relazionano con un cliente non italiano? No, grazie Piero. Lavorando effettivamente sia in Italia che all'estero e confrontandomi poi con diverse culture, la percezione che emerge molto forte è che il brand Italia è potentissimo. È potentissimo e questa stessa percezione non è così intensa in Italia. Quindi è più forte come siamo visti dall'estero piuttosto che la nostra consapevolezza. E questo è un primo punto su cui lavorare. L'Italia viene vista come un quadro di straordinaria bellezza. Ma a mio parere è quello che emerge da questo tavolo che noi dobbiamo trasferire l'ammirazione e trasformarla in fiducia concreta. Dietro un quadro c'è competenza, c'è dedizione, c'è grande esperienza e c'è un servizio d'eccellenza. Ora, il brand Italia di per sé ci aiuta ad entrare, ma in un mercato globale sempre più competitivo, le nostre competenze devono emergere profondamente. Bellissima questa risposta, perché ci dice che la bellezza è negli occhi di chi guarda e che a volte noi di bellezza ne abbiamo talmente tanta che la diamo per scontata, e forse andare all'estero ci permette di guadagnare in autostima, in consapevolezza e diventare più bravi a venderci, perché ci siamo un po' assuefatti a questa bellezza. Questo, no, Rino? Corretto. E soprattutto non dare per scontato che possiamo lavorare esclusivamente basandoci sul brand. Italia potente, ma alle spalle dobbiamo evidenziare cosa c'è dietro questo quadro straordinario. E quello ci consente di entrare in un mercato sempre più competitivo. C'è una prateria, ci dobbiamo solo credere. Torno col secondo giro di domande a Kathleen. Dal tuo osservatorio internazionale, qual è oggi l'appeal dell'Italia per il mercato americano? In parte alcune cose le abbiamo anticipate, ma soprattutto ti chiedo quali sono i principali driver che spingono gli investitori statunitensi a scegliere il nostro paese. Beh sì, sicuramente allora noi siamo sia pragmatici che romantici. Come è stato detto da Paolo e Rino, quindi voi avete un paese stabile, molto sicuro, facile accesso dall'America, è facile viaggiare verso l'Italia dalle città principali, e inoltre il fatto che gli Stati Uniti, come abbiamo detto, allora il dollaro è molto forte in questo momento, abbiamo anche una crisi del costo della vita negli Stati Uniti e non abbiamo la qualità della vita che avete voi qui invece. Perciò esistono tantissime ragioni
ragioni perché gli americani vogliono venire in Italia, vivere in Italia e visitare l'Italia. E poi c'è la parte romantica. Lei ha menzionato Fellini, ovviamente c'è Fellini, ma ci sono tantissime cose moderne, lo shopping, cose importantissime. Lo chiamiamo set jetting. Le persone vedono i film e vogliono essere in Italia. E poi ci sono altre cose, ad esempio tanti americani, sapete che pochi provengono in origine dall'America, tantissimi provengono invece, hanno origini dall'Italia. Io purtroppo non ho origini italiane, però comunque è molto romantico tornare alle proprie origini, imparare le proprie tradizioni. E quindi questo aspetto romantico è incredibile. Voi forse non capite quanto sia importante per noi, perciò sicuramente il pragmatismo è molto importante, tutto questo è molto importante, però Paolo, quando ha parlato della signora in Sardegna completamente incantata dalle strade di Olbia, eccetera, per noi è così davvero, non abbiamo mai vissuto questo stile di vita. Chi non vorrebbe passare la sua vita, perlomeno all'estate, in questo meraviglioso paesaggio e ambiente? Grazie Kathleen, torno da Aldo. In questi giorni va in scena il Fuorisalone. Milano si conferma capitale del design in un globo che però è competitivo, non siamo più gli unici a saper disegnare le cose. E ti chiedo in che modo si può lavorare con il design per fare in modo che il nostro mercato immobiliare conservi l'appeal che ha e magari porti anche qualcosa di nuovo nel mercato. Ma dunque, mi fa piacere che tu dica questo, nel senso che noi non dobbiamo bearci sul fatto che siamo i più bravi del mondo, che la creatività è italiana, perché mangiamo gli spaghetti, quindi diventiamo più creativi, perché passeggiamo per Olbia, diventiamo... Non è così purtroppo. Purtroppo ci sono, fortunatamente anche da un certo punto di vista, tanti studenti che vengono a studiare in Europa o che frequentano università di tutto il mondo di design e di architettura, che hanno acquisito una capacità creativa di grande livello. Quindi soprattutto in Asia devo dire che da quando io la frequentavo, Giappone, ma anche Cina, negli anni 90 o nei primi anni 2000 c'è stata una crescita delle capacità creativi molto forte. Poi evidentemente noi abbiamo una fortuna di avere nel nostro DNA quel qualche cosa in più che a volte fa la differenza. Quindi che cosa dobbiamo mettere come ingrediente in un progetto di architettura o immobiliare o real estate per essere vincenti e per farlo aumentare il proprio appeal nel mondo? Probabilmente non esiste una ricetta comune, no? Perché io dico sempre che tutti i progetti devono essere contestualizzati, quindi non si possono fare dei cubi bianchi come adesso si vedono molto, quindi ha iniziato Miami, ma Miami ce l'aveva nel DNA, voglio dire, fin dall'Art Deco, no? Non si può copiare uno stile e portarlo in un altro luogo, dobbiamo contestualizzare il luogo, dobbiamo fare dei progetti sostenibili. Sostenibili in che senso? Sostenibili sia dal punto di vista energetico, ma soprattutto dal punto di vista economico, no? Perché poi la vera differenza, tutti parlano di stile di design, uno dei punti secondo me di eccellenza per poter vendere meglio, proporre meglio la propria casa è sicuramente un comfort legato da quelle che sono le performance energetiche, di clima, di quello che riesci a percepire nel momento in cui tu vivi questa casa, questo appartamento, no? Abbiamo visto prima dalla presentazione di Immobiliare.it, notavo la vendita delle case che hanno un'ape, quindi che sono energeticamente più performanti, no? Quindi questo è
uno spaccato chiaramente del mercato italiano, ma credo che in tutto il mondo ormai ci sia questo tipo di attenzione. Quindi ci sono tanti elementi, non c'è un'unica ricetta, ma ci sono delle ricette che sono applicabili in ogni mercato. Ecco, Aldo quindi in qualche modo ci fa riflettere sull'idea che abbiamo sfide aperte, dinamiche, il mondo cambia ormai con una velocità, è stato detto anche proprio all'inizio nella relazione dello stesso Presidente, incredibile, il che vuol dire, vengo da te Tognetti, che le skill si devono adeguare, ma anche andare a vedere quali sono i punti di criticità. Ti chiedo queste due cose, come lavorare su una formazione continua su di loro, che so siete molto attenti a portare avanti, su cosa devono lavorare per essere pronti rispetto al mercato in termini di skill e quali sono le criticità che tu ancora oggi vedi. Allora, sicuramente le skill devono essere in grado di poter far diventare gli agenti che si vogliono internazionalizzare sempre più performanti nei mercati internazionali. Io come sempre posso mettere sul tavolo, come Aldo lo fa, la mia esperienza. Una delle mie esperienze, per esempio, sono stati i roadshow. I roadshow che si possono tradurre in delle presentazioni itineranti. Io questo l'ho iniziato a conoscere e a utilizzare, come sai, sono stato più di 10 anni a lavorare negli Stati Uniti d'America a Miami e questo è molto utile come strumento di marketing diretto, estremamente efficace per andare a intercettare il tuo interlocutore target direttamente a casa loro. Io in quel periodo che era a Miami avevo bisogno di fare che cosa? Di far venire investitori alto spendenti a Miami, quindi provenivano prevalentemente dal nord Europa, dall'Italia, dagli Stati Uniti d'America del Nord, facevo roadshow direttamente in Europa e negli Stati Uniti d'America. Ora io mi sono spostato a Forte dei Marmi, ma la necessità è la medesima. Io ho bisogno di andare a intercettare acquirenti alto spendenti nei loro paesi. Quindi come mi muovo? Mi muovo per esempio andando a fare roadshow direttamente oltreoceano nelle agenzie dei nostri colleghi, dove parte già li conosco da anni e dove magari sono già venuti a Forte Marmi portandomi i loro clienti. Così è successo per esempio a Boston, dove c'è una grandissima comunità italiana a Boston, è una delle più importanti che abbiamo negli Stati Uniti d'America. Westport, Hamptons, New York, sono sceso giù a Philadelphia, poi chiaramente a Miami, a casa mia, Key West, sulla parte di Naples, spostandomi in California, Los Angeles, San Diego, Ca del Mar. Ecco, queste sono sicuramente delle attitudini che l'agente immobiliare deve chiaramente investire. Io ho investito tempo e il tempo sappiamo tutti che è la cosa più importante che abbiamo, oltre che alle risorse economiche. Di controparte il mio networking internazionale è cresciuto, ho fatto un esempio prima eloquente, Caitlin, e allo stesso tempo io sono diventato l'agente di fiducia dei colleghi americani che hanno da mandare un referral, quindi da inviare un referral. Quindi quello che posso sicuramente dire, noi in Coldwell Banker abbiamo tutte le stesse opportunità perché siamo tutti sulla stessa piattaforma. Quello che la direzione, Caitlin è qui testimone, sta facendo molti investimenti in meeting internazionali, si è detto prima Chamber in America, si è detto prima Luxury Summit. Quindi la strada maestra qual è? Parteciparvi in maniera più assidua, utilizzare quelli che sono gli strumenti che ci mette a disposizione la direzione, e Catering è venuta apposta qua a portarci, diciamo, testimonianza che la nostra azienda principe in diciamo, America ci sta supportando e anzi ha bisogno di tutti noi che ci si adegui a questa esigenza di mercato diciamo, di essere più interconnessi. Una volta di più un applauso a Caitlin che porta la sua generosità, il suo messaggio qui in Italia e ci fa sentire quanto l'Italia è preziosa per il sistema Coldwell Banker nel mondo. Abbiamo parlato di skill e di attitudini. Paolo, ti parlo anche di strumenti e strategie, no? che si possono usare per sbarcare meglio nel mercato internazionale. Tanto da buon maratonetta, perché ho questa passione, bisogna avere molta pazienza e lavorare duramente. È un qualcosa che si crea giorno per giorno. Una delle cose che ha raccontato anche Alessandro, abbiamo anche
condiviso diverse volte insieme. Il roadshow aiuta tantissimo da quel punto di vista, però oltre a quello è il continuamente frequentare gli ambienti, i colleghi, quello crea e semina molto lavoro e molti contatti. Mi è successo anche in una transazione fatta a Como, semplicemente per aiutare l'americana che doveva comprare un appartamento e non sapeva come fare, segnalato da un altro collega che tra l'altro amica che lavora con Coldwell Banker. Ma oltre a quello una delle cose che secondo me dovete fare assolutamente è cercare di crearvi un vostro piccolo brand personale, che secondo me è la base di tutto. Quando la gente ti incontra per strada deve pensare tu sei l'agente immobiliare e io voglio te. Questa è la base di tutto, che è un po' la filosofia di Roberto poi alla fine. Li sceglie uno per uno, le agenzie sono 110 e sono tutte scelte, quindi questa è una dote che ha Roberto. L'altra cosa come strumento che uso nel campo turistico, ve la dico, è abbastanza semplice. Io ho sempre lavorato parallelamente negli affitti brevi, perché l'affitto breve è uno strumento, cioè è uno sbattimento tremendo, perché lavorare con il turismo è complicato, però genera praticamente dei leads che ti permettono di avere la casa da vendere o dare il servizio al cliente che poi dovrà vendere la casa a sua volta. Quindi queste sono le mie strategie, poco segrete, ma da maratonetta. Bellissimo. No, questo ci riporta all'incipit del Presidente, al video che lo stesso Presidente ha scelto, a questa battaglia che si è aperta con la I e che stiamo iniziando a verificare, a ragionare, e mi fa piacere che qui ci sia stata l'idea di dire che non è questo il momento in cui la I e forse non arriverà a quel momento, e da italiani possiamo certamente dire qualcosa, perché da quello che sta emergendo, ecco, ci rendiamo conto di un'altra cosa interessante. Arrivo da te, Rino, che l'Italia ha nel suo punto di forza la biodiversità, no? In generale, che è anche umana, anche una piccola debolezza, è quello che diceva poco fa Paolo, che dovete essere un brand anche voi, quindi l'idea di sviluppare dentro Coldwell Banker il vostro personal branding significa parlare meglio certi dialetti. In Italia tu vendi a Napoli, a Firenze e a Milano, ti chiedo appunto quali sono le differenze nell'interpretare i territori di un'Italia che è tutta bella ma anche abbastanza diversa alle varie latitudini. Però anche su questo punto torniamo alle percezioni differenti che abbiamo noi in Italia o che ha dall'estero nei nostri confronti. Ogni città rappresenta un'esperienza unica, ogni paese, ogni regione. E se ci pensate, anche se nelle dimensioni contenute, noi siamo un mosaico di cultura, tradizione, paesaggi completamente diversi. Tuttavia, però, il cliente internazionale, in particolare alto spendente, ha comunque delle aspettative ricorrenti, per cui ha delle aspettative molto elevate in termini di servizio, in termini di competenza, e quindi mi rifaccio anche agli spunti che ha dato Alessandro in termini di competenze e di Kathleen in termini di connessioni. Quindi diventa fondamentale alimentare le connessioni abbinate comunque in maniera indissolubile alle competenze. Sono due concetti che non possono escludersi l'uno dall'altro. E anche sul tema delle distanze, qui diventa anche qui una percezione completamente diversa. Quello che per noi è una distanza importante, culturale o chilometrica tra Napoli, Milano, eccetera, in effetti agli occhi del mondo noi siamo un armonioso concentrato di bellezza, molto ristretto, ma le aspettative del cliente internazionale sono le medesime. Grazie Rino, e torno per l'ultimo giro di domande da Kathleen. Parliamo delle cose che sappiamo fare. Ci piace sentirci dire che siamo bravi in quella cosa o in quell'altra, che performiamo in quella trattativa o in quell'altra ancora, ma è utile, Kathleen, parlare anche delle cose che sbagliamo, no? Quindi ti chiedo, guardando alle compravendite internazionali, quali sono gli errori più comuni che notate vengono fatte nelle trattative e
come si può migliorare rispetto a quegli errori. Allora, la prima cosa che direi è i tempi di risposta, ecco la prima cosa, come primo errore. In America a volte siamo molto veloci, sapete, e non ci fermiamo mai, lavoriamo sempre, per questo motivo la qualità di vita è terribile, però comunque facciamo anche tanto, rendiamo molto. E a volte l'aspettativa dell'americano è: io ti chiamo e tu mi richiami entro 24 ore. Anche meno. Ecco, penso che a volte effettivamente possa essere un po' troppo. Un po' troppo, con dovuto rispetto nei confronti della mentalità americana. Ho un cliente che mi ha detto: io non sento gli italiani, ho chiamato sabato, era il lunedì mattina, non avevo ancora ricevuto risposta ed era il lunedì di Pasqua. Quindi ho risposto: mi scusi, se lei vuole vivere in Italia deve avere anche un po' di rispetto per alcune cose. Però comunque allo stesso tempo direi che la priorità è essere un po' più veloci nella risposta, parlare con la gente, giusto capire che cosa sia la necessità del cliente, quindi capire esattamente le necessità del cliente. L'altra cosa di cui ci hanno parlato Alessandro e Rino, e l'hanno fatto molto bene con i clienti che ho inviato loro, sono stati veramente eccellenti nello spiegare le differenze tra il mercato immobiliare americano e quello italiano. Perché? Perché è assolutamente necessario spiegarlo a tantissimi americani. E l'ultima cosa che è altrettanto importante, ne ha già parlato Rino, è che a volte quando trattiamo con questi clienti alto spendenti stiamo concorrendo contro tutto il mondo, in realtà, con proprietà di altissimo livello di tutto il mondo, e quindi c'è un livello di perfezionismo di esigenze molto alto. Sono persone che hanno tantissimo denaro, quindi non è necessariamente così necessario che siano a Como, che trovino un'abitazione a Como oppure in Italia. Quindi ricordate che state concorrendo contro tantissimi altri mercati. Questa ultima cosa che Kathleen ci dice ci fa riflettere tanto, ma l'ha richiamata non a caso anche Aldo. Abbiamo opportunità incredibili, ma la competizione è globale ed è sempre più agguerrita, lo vediamo in tutti i settori. Cose che sapevamo fare, soprattutto noi, cominciano a fargli anche gli altri, e dalla coppia già si sta andando all'evoluzione della coppia, no? E qui guardare la Cina, ad esempio, ci può insegnare delle cose. Quindi ti chiedo, Aldo, in un mercato come quello del lusso, che oltretutto è il più importante per il nostro paese, non solo in questo settore, forse è la vera sfida per il futuro dell'Italia, a cosa devono stare attenti loro nel muoversi? Qual è la sfida di design? In parte richiamo la domanda precedente, ma diamogli qualche consiglio in quale sarà la sfida vera del design, e soprattutto nell'immobiliare, che potrà far fare la differenza a loro, nello svolgimento della loro mission. Mi fai sempre domande facili. E va bene, è quello che gli serve, ti utilizziamo da grande amico di Roberto. Bisogna essere abbastanza visionari. Comunque io credo che ci sia un tema di design di servizi, quindi non c'è solo un tema di design di prodotto, del come fare una casa, quali materiali usare, ma ci sono alcuni punti e parole chiave che credo per un cliente del lusso siano fondamentali e determinanti. Uno è privacy, quindi avere un immobile, una villa che garantisca una privacy. La sicurezza, quindi anche la sicurezza è un altro punto che viene richiesto spesso, voglio dire, da quelli che possono essere clienti italiani o stranieri che acquistano un immobile. E poi certo, e qui vado più in una logica più di design, è custom, quindi la customizzazione. Quindi sempre di più vediamo quello che succede nel mondo della moda, i brand che oggi vanno per la maggiore sono brand che forniscono al proprio cliente una fortissima customizzazione di quelli che sono gli abiti, di quelli che sono, diciamo, gli accessori, che diventano dei pezzi unici. Quindi credo che anche gli immobili devono essere trattati un po' con questa logica, quasi come dei pezzi
d'arte, sempre pensando chiaramente a un mercato di alta gamma, mercato del lusso. Quindi il consiglio che posso dare è quello, come sempre, ma questo in tutte le vendite, di vendere un sogno, no? Perché chi compra una casa, che sia un monolocale o che sia una villa, diciamo, con grandi spazi ampi, devi cercare di vendergli il proprio sogno, perché in quel momento chi acquista un sogno, quindi bisogna fare questo tipo di, diciamo, di esercizio. Dire qual è la tendenza di design, anche qui è molto complicato perché stiamo parlando di mercati, no? Sicuramente vediamo quello che succede in mercati, diciamo, molto importanti al mondo real estate, quindi parliamo degli Stati Uniti d'America e in questo momento gli Emirati Arabi, che hanno uno sviluppo straordinario, no? Nella città di Dubai c'è un tema di brandizzazione degli immobili, quindi vengono utilizzati molti brand del settore della moda, dell'automotive e del lusso in generale per dare un valore aggiunto, no? Con Roberto abbiamo fatto tante volte questo tipo di discorso. Non ricordo se nella convention dello scorso anno o in un altro convention abbiamo visto come il brand dia una valorizzazione all'immobile costante, una crescita costante anche nei momenti di flessione, no, del valore immobiliare. Quindi probabilmente dare un brand ad un immobile, quindi stiamo parlando evidentemente di edifici, di torri, di complessi immobiliari, quindi non di una singola unità immobiliare, possono determinare una valorizzazione importante e dandogli anche un design preciso che evidentemente dovrà essere, come dire, connotato fortemente col brand che gli viene affidato. Grazie ad Aldo davvero per il suo pragmatismo. Vedete come un professionista vero si riscrive più volte, no? Aldo ha partecipato a progetti incredibili in quella gloriosa epopea dell'automotive italiana, penso al progetto Miura, uno per tutti, e poi tutto il resto che è venuto. Quando prendete un Frecciarossa pensate a lui, perché l'ha disegnato lui con Bertone, e vedrete il marchio Bertone sul Frecciarossa 1000, ma non si è fermato lì. Ogni giorno lancia nuove sfide e soprattutto frequenta il mondo da quando aveva 20 anni, perché ha capito che per vincere a Monza, in Brianza, dove al suo quartier generale deve tenere la testa e il cervello in giro per il mondo. Quindi lui è davvero un esempio di come oggi il mercato va affrontato e di come probabilmente vinceremo la partita sulla I se riusciamo a tenere questa anche capacità di umanizzazione dei mestieri che noi abbiamo. A proposito di questo torno da te, Tognetti, perché proprio il roadshow, no, è una delle occasioni che fa portare a casa sensibilità come quelle che Aldo mostra nel suo parlare. Cosa ti sei portato a casa tu dai roadshow? Certo, sicuramente ci sono delle skill, come giustamente Aldo ha evidenziato, ma anche Catering ha evidenziato, che se vuoi performare nei mercati internazionali devi necessariamente farti tu, anche perché lavorare nel mondo dell'immobiliare di lusso non è come lavorare nel mondo del residenziale. Sicuramente devi avere delle performance diverse, sicuramente con passione lavorare, questo è un dato di fatto, ma non è sufficiente. Devi avere competenze specifiche e devi avere sicuramente una bella dose di determinazione e sacrificio. Posso riassumere quelle che secondo me possono essere queste skill che ho percepito in questi ultimi anni e presumibilmente sono conoscenza dei mercati immobiliari globali, perché io dalla mia esperienza lavorando sempre nel mondo del lusso ho visto quanto i clienti facoltosi stanno attenti al valore dell'agente immobiliare, perché lo pretendono questo valore aggiunto dall'agente immobiliare, perché valorizza e professionalizza l'agente immobiliare, diventi un po' il loro fiduciario, ti fanno gestire i loro asset immobiliari, come c'è il professionista nel finanziario che gestisce gli asset finanziari. Culturalmente sensibile. La cultura, visto che il mondo, soprattutto nell'immobiliare di lusso, si sta globalizzando, quindi sempre di più ci sono i clienti internazionali che vengono da tutto il mondo, un rispetto culturale è necessario per creare quell'empatia. In parte anche quello che ha detto Cletini, certe volte hai a che fare con un mercato che magari vuole essere più responsivo di altri, no? E quindi è giusto che se tu sei su quel mercato e vuoi performare ti devi adeguare.
Comunicazione, assolutamente, capacità di negoziazione. La comunicazione deve essere fluida, non ci devono essere barriere linguistiche, perché ti creano sicuramente anche la negoziazione delle barriere che non ti portano poi a negoziare nella giusta maniera. Problem solver, benissimo, il cliente facoltoso non vuole problemi, anzi devi essere veloce a risolvere i problemi. E poi non per ultimo, ritornando sempre al solito tema del network internazionale, sicuramente si aspettano che tu sia in grado di andare a intercettare dove a casa sua è il cliente internazionale e quindi accrescere il tuo networking, il tuo branding e anche far capire il tuo essere. A me quando vado in giro a Forte Marmi mi riconoscono come la gente che porta in giro per il mondo nella sua valigia le case italiane nei mercati internazionali. Benissimo, anche il branding aiuta tanto, ma soprattutto avere una Golden Bank che ti dà delle piattaforme, questo network internazionale, di svilupparlo. Ce ne abbiamo la potenzialità. Di nuovo catering è qua per tutti noi al fine di poterla, diciamo, sviluppare al meglio. E andiamo adesso su un esempio concreto, chiedo aiuto a Paolo su questo, di raccontarci una trattativa internazionale andata a buon fine e quali sono stati i fattori che in qualche modo hanno fatto la differenza in quella transazione. Allora, diciamo non parlo di una villa o di un appartamento, parlo di un'operazione proprio immobiliare. Lo scenario era molto complicato perché nasceva tutto da un hotel andato in fallimento, abbinato c'era una proprietà a fianco, quindi un terreno di una famiglia, dentro l'hotel c'erano delle usucapioni e in mezzo all'hotel c'era un fabbricato di 20 appartamenti di 20 proprietari distinti. Cioè questa operazione era impossibile da comprare per una marea di investitori per 20 anni. A me è capitata l'occasione di conoscere un belga coraggioso, perché alla fine doveva avere tanto coraggio, e un po' piano piano mettere i tasselli uno per uno. Molto difficile perché riuscire a coordinare tutta questa complicanza, sia di normativa e tra l'altro con un fallimento vuol dire andare davanti poi a un'asta fallimentare, abbinando poi delle opzioni per le usucapioni e poi inseguire 20 proprietari che erano praticamente sparsi anche per l'Europa, perché poi alcuni avevano comprato la casa ormai dimenticata, abbandonata, perché non poteva essere più abitata perché non aveva più connessione di energia elettrica o altro. Tutto questo è la mia un po' passione. Il proprietario sembrava quasi la scena che abbiamo visto all'inizio, no? Qua serve un Top Gun, ecco, questo è per tirare un po' l'acqua al mio mulino, no? Effettivamente mi sono sentito il Top Gun della situazione perché sono riuscito a districarmi in tutta questa situazione e ancora oggi il proprietario ci sentiamo perché è la classica operazione che potrà generare uno sviluppo di un tot di ville e di appartamenti o addirittura di rivendere l'operazione stessa. Non è stata facile, ma ci sono riusciti. Un applauso a Paolo e a tutti voi per questa capacità di portare a casa i risultati. Chiudo con te, Rino. Quali sono le best practices che vuoi condividere con la nostra platea sull'esportazione dell'eccellenza italiana, di questa nostra idea di eccellenza da portare fuori? Vi racconto una cosa che mi è accaduta la settimana scorsa. A Firenze ero in una visita di una proprietà straordinaria, poco fuori il centro di Firenze, al tramonto, una piscina straordinaria in un contesto favoloso. Mi sono soffermata e mi sono detto una frase apparentemente banale, scontata, ma con un significato molto forte. Ma quanto è bello il bello? Del senso. Quanto ci arricchisce la bellezza di ammirare la straordinarietà che ci circonda o ammirare un'opera d'arte. Questo significa che il primo punto è: innamoratevi delle proprietà che proponete profondamente. Il secondo punto è: sentite con orgoglio il vostro compito di essere ambasciatori della bellezza, della storia, della cultura di questo straordinario paese. Il terzo, non l'ultimo per importanza, ma è importantissimo, competenze, competenze, competenze. Alimentate ogni giorno, incrementate ogni giorno le vostre competenze.
Sentite parlare Alessandro e vi rendete conto quanto è lunga la strada, ma con quanta passione bisogna farla. Noi dobbiamo essere profondi conoscitori di ogni fase del processo di acquisto. Dobbiamo essere profondi conoscitori delle differenze procedurali con i paesi del nostro cliente che sta acquistando con noi, alto spendente. Dobbiamo essere profondi conoscitori delle dinamiche dei mercati immobiliari internazionali e anche finanziari. E soprattutto dobbiamo essere consapevoli che il nostro cliente alto spendente è abituato e si aspetta un servizio di eccellenza e noi dobbiamo prepararci ad anticipare le sue esigenze sorprendendolo. Sdoganiamo il concetto che il nostro cliente acquisti unicamente una quantità di metri quadri, acquista un'esperienza importante, ma vuole da noi grande competenza. Grazie davvero a tutti. Nel chiudere vi giro una riflessione dal palco. E da quando ho ricominciato a fare questi eventi in giro per l'Italia, non solo qui a Coldwell Banker, ma vi parlo di tanti palchi, vi parlo di spazi fisici, ho capito che dobbiamo fare switch perché durante la pandemia abbiamo imparato a diventare più digitali, qualche volta anche troppo, e la sensazione che arriva sempre, oggi devo dire ho sentito una grandissima attenzione da parte vostra, ma vi sto chiedendo, alleiamoci per fare in modo che lo spazio fisico ce lo riprendiamo davvero tutto, il che vuol dire ad esempio l'ascolto che abbiamo sentito da questa parte, perché voi lo sapete perché fate questo mestiere, chi sta qui sente tutto, siamo in grado di vedere quante persone su 400 sono attente e se ce ne sono 10 distratte dove sono, se stanno guardando il telefonino, se stanno pensando ad altro, chi sta qui lo sente. Ve lo dico perché questa è la vera partita per il futuro, cioè l'idea di contribuire a generare attenzione negli altri. Dobbiamo smettere di pensare, questo ve lo faccio come appello proprio anche con la responsabilità che sento da giornalista, che la vita sta dentro una stories di un minuto. Non è vero, è una balla. Abbiamo bisogno di approfondire, abbiamo bisogno di prenderci del tempo, abbiamo bisogno di ascoltare domande e risposte che durano di più. Abbiamo bisogno di tempo più lungo e qui vi chiedo veramente di contribuire a farlo nel vostro mestiere ogni giorno, in convention come questi, quindi in tutti i minuti che accadranno ancora. Guardate che questa oggi è una vera emergenza che sentono anche i nostri ragazzi. Ha voglia a dire poi state più attenti, sei i primi a distrarci perché in testa e c'è stato sparato un tempo di un minuto che non è abbastanza per capire le cose. Noi dobbiamo tornare un po' a prima, riprenderci gli spazi, goderci queste cose. E l'altra cosa che dobbiamo fare ancora di più in Italia, perché questo torpore un po' si sente, e applaudire alla grande, quindi fate un applauso a questi relatori che vi hanno donato tanto, perché anche questo è l'entusiasmo, lo dobbiamo ritrovare tutto. Ringrazio Kathleen McMurdo, Senior Director Global Service di Coldwell Banker, Aldo Cingolani, Presidente CEO di Bertone, Alessandro Tognetti, Luxury Ambassador di Coldwell Banker, Paolo Costi, CEO Costi e Partners, e Rino Moscarielli, Board Advisor di Coldwell Banker. Grazie. Applausi per tutto il valore che ci hanno dato. Potete recuperare il vostro posto. Io ho una piccola sorpresa che vi ho portato, un regalo. L'abbiamo chiuso ieri sera perché in realtà uscirà a maggio e il presidente di Forbes Italia, Iervolino, mi ha chiesto di inaugurare una rubrica che racconti l'eccellenza italiana. Avevamo circa 100 storie raccontate negli ultimi anni, ma insieme a Forbes abbiamo valutato che forse quella più giusta era la storia di eccellenza italiana del presidente Gigio. Siamo riusciti a chiudere ieri sera parte della storia raccontata a Forbes da Roberto. È una storia tagliata in 30 minuti, noi abbiamo tirato fuori un solo minuto, proprio una stories in questo tempo. Ve la do in anteprima, esce a maggio sulla rivista di Forbes, su tutti i canali Forbes, la storia di Coldwell Banker Italia e di Roberto Gigio. Vediamo questo minuto, è un piccolo regalo che ho voluto portare a voi, vediamolo. Cioè l'attaccamento alla maglia che Baresi poi ci ha raccontato per il suo Milan, lì l'hai vista davvero e la continui a vedere? Sì, in queste persone io devo dire che l'azienda sono loro,
o ci sono nato così, o l'influenza sicuramente della mia famiglia, che erano tutti così, mi ha fatto vedere che fare l'imprenditore è qualcos'altro. L'ho detto, a me piace creare valore, lo dico sempre a mia figlia lavora con me, ha 26 anni, e gli dico, io mi auguro di lasciarti qualcosa che non siano i soldi e basta, perché i soldi finiscono, ma di lasciarti dei valori che ti permettono di fare qualcosa di bello nella vita. Io ringrazio mio padre e mio nonno perché non mi hanno lasciato soldi, mi hanno lasciato insegnamenti.